La vittoria del no al referendum costituzionale apre le porte a una storica e sostanziale affermazione dell'autonomia del Veneto, parola del costituzionalista Luca Antonini, secondo il quale la massiccia affluenza alle urne dei veneti può davvero cambiare le sorti di questo territorio. Con il testo attuale noi possiamo chiedere la regionalizzazione di tutta l'istruzione e di tutta la sanità. A quel punto noi avremo le stesse competenze che hanno Trento e Bolzano. Avendo le stesse competenze, a quel punto noi chiediamo lo stesso livello di finanziamento, cioè che i 9/10 delle imposte rimangano in Veneto. Se questo avviene vuol dire trasformare il Veneto in un paradiso. Un risultato, quello del sì al referendum sull'autonomia, che darebbe una boccata d'ossigeno anche al resto d'Italia. Quello che può rimettere in moto l'economia invece che le risorse rimangano su un territorio produttivo come il Veneto. Questo credo che darebbe un grande slancio all'Italia. Il Veneto è una locomotiva e se lasciamo qui il carburante, la locomotiva tira tutto il resto del paese. I veneti, conclude il costituzionalista, sanno di avere di fronte una grande occasione. Io credo che ci sarà una percentuale altissima di gente che andrà a votare a favore dell'autonomia. Un referendum regionale di questo tipo è la prima volta che si fa nella storia della Repubblica Italiana e avrà un dato pesantissimo dal punto di vista politico. Non credo che se lo facciano in altre regioni tutti andrebbero a votare per chiedere l'autonomia. Per esempio, se lo facessero in Calabria, tutti direbbero no, perché vorrebbero più Stato, non più autonomia della regione. Il Veneto è in una condizione particolare. Io non credo che ci sarebbe nessun effetto domino, ci sarebbe casomai una spinta sul PIL di tutta l'Italia.